La Fortitudo Agrigento sembra vivere la maledizione della trasferta, tanto forte in casa quanto in difficoltà fuori alle mura amiche, e perde il match contro la Stella Azzurra a Roma 76-63 in una gara che sulla carta era alla portata del coach Cagnardi. La squadra della capitale nell'ultimo periodo ha innescato diverse vittorie, ha ritrovato fiducia, ma la Fortitudo viene da una vittoria contro il Cantù e ne serviva un'altra per allontanare la zona playoff. La Stella Azzurra, tolto un paio di momenti durante il match, ha sempre tenuto il vantaggio col coach Cagnardi, che addirittura viene espulso dal campo dopo pochi minuti, sostituito dal vice Cardelli. Quindi non bastano né grande né Chiara Stella a reggere i ritmi della Roma, che è più forte, soprattutto una prestazione fisica molto superiore a quella della nostra squadra cittadina. Anche l'attacco, oggi privo del Cosimo Costi, era in grande spolvero e nei momenti difficili sono venuti a mancare quei canestri che avrebbero ridato fiducia alla squadra. La partita si è chiusa 76-60, 20-16 il primo quarto, 12-12 il secondo, 19-22 l'ultimo, 25-13. Allora, innanzitutto i complimenti alla Stella Azzurra, perché sta dimostrando di essere una squadra non più in crescita ma ormai solida, continua, sta inanellando delle buone prestazioni oltre ai risultati, perché non sempre queste cose vanno di pari passo. Devo dire che anche la prestazione di oggi ha dimostrato di aver trovato veramente una bella quadra, difensivamente una squadra ben organizzata, contenuta fisica ma anche mentale. E quindi complimenti sicuramente a loro e al collega Luca Bicchi, che sta facendo un ottimo lavoro. Secondariamente ci tenevo comunque a prendermi la responsabilità di questa partita, nel senso che la mia squadra è stata senza allenatore per quasi tutto l'arco della gara, seppure il mio assistente Cardelli sicuramente è un allenatore che ha l'esperienza e la capacità per condurre una partita. Quindi chiedo scusa comunque ai miei giocatori, alla società e anche al mio assistente. Purtroppo sono cose che capitano, non voglio tornare sull'argomento perché non voglio neanche rischiare di dire cose che in questo momento potrebbero essere controproducenti, sapendo di essere una persona io corretta e che ha sempre verso gli arbitri un certo comportamento. Purtroppo prendo atto della cosa, chiaramente anche il mio comportamento subirà delle modifiche da qui in poi. Tornando alla partita, cosa dire? Sicuramente loro ci hanno messo corpo addosso, questa cosa noi l'abbiamo subita molto. Abbiamo un equilibrio offensivo che a volte è molto fragile, nel senso che sicuramente la nostra condivisione è una buona condivisione. Nel momento che gli avversari ci fermano un pochettino il ritmo, abbiamo bisogno di trovare nei nostri uomini dei canestri. Oggi siamo stati un pochettino a livello individuale in difficoltà, sono cose che capitano. Non abbiamo avuto risposte offensive da parte di tutti i giocatori, ma non ne voglio fare una colpa ai ragazzi, perché sicuramente ci hanno provato. Questa cosa ci ha dato poca fiducia. Siamo una squadra ad oggi che prende molta fiducia dalle folate offensive, che sono state ben contenute. Difensivamente non abbiamo demeritato, però ci sono sfuggiti nei momenti, diciamo, chiave della partita, ci è sfuggito qualcosa di importante. Nel terzo quarto abbiamo avuto dei momenti in cui non dico che potevamo scappare, ma potevamo comunque rimanere con la testa avanti. Abbiamo fatto degli errori anche banali, ci capita a volte, spesso in trasferta, e in trasferta chiaramente poi si viene puniti. Quindi niente, come sempre torniamo in palestra. Adesso avremo un turno di riposo perché la partita con Torino è stata spostata per la presenza di un nuovo giocatore nazionale. Ci prenderemo 2 o 3 giorni di riposo perché abbiamo comunque bisogno di recuperare un po' le energie. Oggi mancava anche Costi, non penso che sia la chiave di questa sconfitta. Sicuramente è un giocatore che dalla panchina, e forse anzi è sicuramente il giocatore che dalla panchina produce di più offensivamente, ma abbiamo comunque le carte per riuscire anche a giocare buone partite senza di lui. Così non è stato oggi, torniamo in palestra a lavorare e prepariamo questo finale di stagione che sarà difficilissimo.